Crediamo obiettivamente che ci siano dei limiti che non possono essere valicati. 3.900 abitanti e 40 profughi già alloggiati in 2 strutture. Battaglia Terme ora dice basta. 100 nuovi rifugiati sono arrivati oggi in Veneto, di cui 20 da destinare al Padovano, ma il comune della Bassa non ha più posto per loro. 40 per Battaglia sono un limite ragionevole, dice il sindaco, che a fronte di altri 700 in arrivo in regione nei prossimi giorni rilancia gli altri comuni padovani. Direi che questo dovrebbe essere un peso da sopportare in maniera proporzionata alla popolazione residente. Invece su 104 comuni forse una decina di comuni accolgono i profughi. Direi che non va bene. Già Terrassa Padovana ha negato la sua disponibilità, con 17 profughi appena arrivati e che rischiano pure lo sgombero da parte del sindaco. E per Battaglia si prospettano tempi duri. L'Hotel Terme Eugane, che era l'unico albergo termale che abbiamo qui a Battaglia, sembra diventi uno dei possibili siti in cui ospitare queste persone. E quello che vedete qui alle mie spalle è l'Hotel Terme Euganie, che una volta ristrutturato potrebbe ospitare una nuova ondata di profughi in arrivo qui a Battaglia Terme. E intanto a Battaglia i cittadini hanno costituito un comitato che sabato pomeriggio scenderà in piazza con un corteo che arriverà proprio all'Hotel Terme. Fissato per lunedì invece un tavolo di confronto in prefettura a Padova per gestire l'emergenza.